Ricucito il gap con Real Suttano, il Caggi vede la luce fuori dal tunnel ma non può adagiarsi, deve continuare a spingere dopo l'importantissima vittoria contro il Città di Calatabbiano. Al Valentino Mazzola arriva il Città di Aci Catena, penultimo in classifica, gara da non sottovalutare per i giallogranata che in caso di vittoria uscirebbero almeno temporaneamente dalla zona play-out. Uno sguardo all'11 di mister Adornetto che si affida dal primo a Vecchio, Santitto, Bambara, Costanzo, Criado, Mazza, Saglimbeni, Donato, Lanzoni, Di Natale e Loiacono. Dirige la partita Fabrizio Ferlazzo della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Edoardo Pennisi e Marta Di Franco. Passiamo al film della partita grazie all'immaginatura di Francesco Morabido. Al settimo il Città di Aci Catena, lancio lungo sulla fascia destra per Indaco che davanti al portiere Vecchio mette però il pallone fuori. Minuto 13, risposta del Caggi. Santitto fa correre Di Natale in area di rigore, Di Natale cerca la coordinazione per il destro, finisce però fuori misura. Minuto 19, ancora Santitto protagonista a destra, mette il pallone dentro, Di Natale colpisce di testa di un niente alto. Bene il Caggi in questo inizio gara, 26esimo però attacca la formazione ospite, punizione di Solimene, la palla arriva a Giannetto che mette la sfera fuori. Minuto 32, risponde il Caggi, una punizione anche per i ragazzi di mister Adornetto, c'è la parata di Di Benedetto. Minuto 40, a sorpresa gli ospiti avanti, palla messa all'indietro dal fondo per la Spina che arriva a rimorchio e col destro preciso e puntuale fa 0-1, Città di Aci Catena in vantaggio. Finisce così al Valentino Mazzola il primo tempo e sotto il Caggi nel punteggio e non va bene per i ragazzi di mister Adornetto questo risultato. 48esimo, Saglimbeni cerca lo Iagono destro di poco al lato per l'uomo in più in questo momento della formazione caggese. Minuto 59, Costanzo apre a sinistra per Saglimbeni, se la porta avanti col petto, cerca di sterzare. Attenzione a questo intervento in area di rigore, ma per il direttore di gara si può proseguire. Protesta il Caggi per una possibile massima punizione. Entrano Alaimo e Franco, escono Di Natale e Bambara. 65esimo, calcio d'angolo per Costanzo che mette il pallone fuori. Minuto 70, rispondono gli ospiti, Giannetto fa tutto solo dalla sinistra, cerca l'inserimento in area di rigore, va a calciare, posizione defilata, Vecchio si rifugia in calcio d'angolo. Al minuto 71 tocca a Riccina per Santitto. Minuto 80, occasione ancora per il Città di Aci Catena, cross per Rizzotti ma il colpo di testa va fuori. Entra Intelisano per Lanzoni, occhio a questo cambio. 90esimo, entra Dall'Ura per Costanzo. Minuto 92, lo Iagono calcia, Franco non ci arriva, attenzione. Minuto 94, in pieno recupero il Caggi, cross di Dall'Ura, il neoentrato Intelisano in area di rigore riesce a stopparla, è tutto solo, la controlla col sinistro, poi la mette col destro e fa 1-1. In pieno recupero arriva il pareggio del Caggi che rischia anche la vittoria. Saglimbeni per Riccina al 96esimo, pallone oltre la traversa, finisce così però al Valentino Mazzola, finisce 1-1, il Caggi conquista un punto contro il Città di Aci Catena.